cruciali per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, Cortina e Milano pronte, resta il rebus Torino e la questione dell'appoggio finanziario del governo. Zaia avverte, non si può non sostenere la madre di tutte le battaglie. 14ª vittima del virus West Nile in Veneto, è un 70enne già gravemente malato del Rodigino, la quarta croce della provincia. Il Consiglio Comunale di Verona revoca la cittadinanza onoraria al presidente dell'Ucraina, durissima replica dell'ambasciatore ucraino in Italia, provocazione gravissima manovrata da Putin. Spara dal terrazzino con un grosso fucile soft air, denunciato dai carabinieri un giovane studente padovano, sequestrate le armi. La cinese ACC Wanbao di Mel verso il licenziamento di 90 operai, la rabbia della CISL, lo Stato non ha supportato il piano di rilancio e l'ennesimo buco nero del bellunese. Assisteranno anche i molti veneti danneggiati dal crack delle banche, parte al BO di Padova il primo corso in Italia per specialisti in psicologia dell'emergenza. Weekend con temperature discese, a rischio temporali, da lunedì estate addio, arriva il grande freddo con il crollo termico. Una piscina intitolata Carlo Pedersoli, stella del nuoto degli anni 50, poi è diventato beniamino del cinema come Bud Spencer, i lavori a Selvazzano. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito quindi dai titoli: giorni cruciali per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, Cortina e Milano pronte, resta il rebus Torino e la questione dell'appoggio finanziario del governo. Zaia avverte, il governo non si può non finanziare la madre di tutte le battaglie. Sentiamo. Sappiamo che se abbiamo attribuite le Olimpiadi avremo 980 milioni di euro dal CIO, a questi dobbiamo aggiungersene 400-500 milioni e penso che il governo su questa partita, io spero ci sia, al di là delle dichiarazioni di queste ore, spero ci sia, perché sennò passerebbe un principio che se non finanzi queste Olimpiadi poi non finanzi più nient'altro, visto considerato che questa è la madre di tutte le battaglie delle Olimpiadi, ma io sono convinto che poi qualcosa accadrà. Il richiamo del Veneto, destinazione Roma, fare presto e soprattutto fare bene, cioè con chiarezza. Ed anche la questione dei soldi, dice il governatore Zaia, è un falso problema, con il CIO pronto a investire quasi 1 miliardo una volta scelta la fatidica sede. Perché intanto il calendario corre. 3-4 ottobre l'esecutivo del CIO propone l'elenco delle città ufficialmente candidate. 8-9 ottobre a Buenos Aires vengono ufficializzate definitivamente le candidature. Prima si fa meglio è, cioè di esplorare fino in fondo la disponibilità o l'indisponibilità dell'Appennino del Piemonte ad andare avanti. Il Movimento 5 Stelle continua a ribadire il no sui finanziamenti, ma da Roma oggi un messaggio a due facce firmato dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Io rimango dell'idea personale che Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista della convenienza economica e strutturale per la storia che ha già avuto di Olimpiadi di Torino. Penso che l'idea di 3 città sia a dir poco caotica, ma so che dall'altra parte della Lega fanno ragionamenti diversi. Faremo un giusto Consiglio dei Ministri, appena sarà utile, sarà possibile farlo, ne discuteremo e troveremo, come in tutte le altre questioni, una soluzione condivisa di maggioranza. Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista e che l'idea di 3 città sia quantomeno caotica e costosa, dice Lapidario, ma poi precisa. So che sulle Olimpiadi la Lega fa ragionamenti diversi. Appena sarà utile faremo un giusto Consiglio dei Ministri e troveremo, come in tutte le questioni, una soluzione condivisa. Insomma, una sorta di apertura, resta da capire in che termini. Torino sì, Torino no, con una exit strategy, la candidatura a 2, Milano-Cortina. Zaia ribadisce, spero sempre in un ripensamento di Torino, ma non si può attendere a lungo. Ci hanno chiesto se volevamo rinunciare alla corsa in solitaria ai primi di agosto, abbiamo detto di sì a favore del famoso tridente, così l'ho battezzato io. Oggi pensare che il tridente diventa una falange macedone vuol dire che perde un pezzo, no? Dopodiché la candidatura a 2, Milano-Cortina, una candidatura assolutamente forte, tonica, sicuramente riesce a confrontarsi a livello internazionale. Ragionamento condiviso dal numero 1 del CONI in Malagò, fare di tutto per recuperare la candidatura a 3, dice, ma se Torino si tira fuori definitivamente, procedere con Milano e Cortina per non penalizzare chi vuole cogliere tale opportunità. Anche perché il traguardo sembra davvero alla portata. Con l'Italia ci sono in lizza Turchia e Canada, ma queste ultime in caduta libera, e la Svezia, che però preferirebbe le Olimpiadi del 2030. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti. Sta ai cuochi della politica romana ora, in questo ultimo rush finale, servire un piatto che non sia indigesto.
Questa volta veramente riusciamo a portarla a casa se ci mettiamo d'impegno e se siamo assolutamente compatti. Per come si sono messe le cose, la candidatura congiunta di Milano e Cortina è una gran bella candidatura e sarei molto felice di andare avanti su questa strada, lo ha ribadito il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando della candidatura olimpica per i giochi invernali del 2026 a margine del Consiglio Comunale. Sul fronte autonomia intanto il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani ribadisce siamo a buon punto e replica le critiche del PD di questi giorni. Sentiamo una parte del suo intervento in diretta oggi a ore 13. Siamo veramente a un ottimo punto, la Regione Veneto ha fatto delle istanze molto dettagliate sulle quali si sono aperti dei tavoli tecnici proprio trilaterali, materia per materia, con i ministeri di competenza. Ecco, chi parla del problema sono 23, 21, 12. In primis la Corte Costituzionale, gli articoli della Carta Costituzionale non pongono dei limiti ai numeri. Ovviamente all'interno di ogni competenza occorre declinarla. Se uno parla di istruzione, cosa significa l'istruzione? Potrebbero essere i POF, potrebbero essere personale docente, devono essere ovviamente dettagliate. Quindi chi parla e fa dei commenti probabilmente non ha sotto mano esattamente quelle che sono le richieste del Veneto. Appuntamento al 22 ottobre, Ministro? Io mi sono posta quella data perché sarebbe per me un sogno, penso che lo sarebbe anche per molti veneti che ci hanno creduto sul referendum, festeggiare un anniversario con un passo importante verso l'autonomia. Io ci credo. Continuiamo con la cronaca, quarta vittima questa mattina del virus West Nile in provincia di Rovigo, lo comunica una nota dell'ULSS 5 Polesana, l'uomo aveva 70 anni ed era residente in provincia di Rovigo, a metà luglio è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale, poi è stato trasferito nella divisione di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Luca di Trecente. Il paziente era affetto da gravissime patologie cronico-degenerative che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario. Si tratta del 14° decesso correlato alla febbre del Nilo riscontrato in Veneto dall'inizio dell'estate. Ed ora la tragedia di San Martino di Lupari nel Padovano, nella quale ieri ha perso la vita il piccolo Martin Fior di 8 anni, investito dallo scuolabus all'uscita delle lezioni. L'autista del pullman è indagato per omicidio stradale. È iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto della procura il conducente dello scuolabus che ha investito ieri all'ora di pranzo il piccolo Martin Fior di 8 anni a causa, come sembra, della caduta del bambino con la sua bicicletta proprio nel momento in cui il pesante automezzo stava passando lungo via Pasinato a San Martino di Lupari. L'autista, residente in paese, è dipendente della ditta Eurotour di Mogliano Veneto. Pare conducesse l'autobus a bassissima velocità. Infatti nel luogo dell'incidente la strada è piuttosto stretta e a senso unico, con anche la pista ciclabile sul lato sinistro, di quelle disegnate a terra senza protezioni. È lì che pedalava in senso contrario il piccolo Martin e la cosa incredibile è che sia caduto dalla bici proprio dove la via e la pista si restringono. Altra cosa, lo scuolabus passava in via Pasinato solo provvisoriamente da qualche giorno a causa di una deviazione dal solito tragitto per un cantiere edile. Martin tornava a casa da scuola seguito in bici dalla sua mamma che ha assistito impotente alla morte del piccolo, sopraggiunta pochi istanti dopo la caduta con la bici di Martin e l'investimento da parte del bus, nonostante i residenti abbiano chiamato subito il 118, giunto in zona anche con l'elicottero. Rischia di innescare un vero e proprio caso diplomatico la scelta del Consiglio Comunale di Verona che ha approvato nella seduta di ieri la revoca della cittadinanza onoraria al presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko. Secondo la delibera di revoca la precedente amministrazione comunale aveva concesso in modo frettoloso e superficiale la cittadinanza onoraria della città di Verona al presidente ucraino Petro Poroshenko per presunti e discutibili meriti in ordine al ritrovamento in Ucraina delle opere trafugate al museo
Scandalo di Castelvecchio il 19 novembre del 2015. Nella realtà, rileva la motivazione, le indagini per il ritrovamento delle opere sono state svolte dalle autorità locali. Inoltre il conferimento di tale onorificenza ha suscitato notevoli dubbi e dissensi sia a livello politico che dell'opinione pubblica veronese. Durissima la replica di Yevhen Perlegin, ambasciatore dell'Ucraina in Italia, che in una nota ha scritto: il ritiro della cittadinanza onoraria a Poroshenko è un atto provocatorio preparato ad arte dal regime del Cremlino ed eseguito dalle forze politiche locali che si presentano ad uno sporco gioco politico. Se alcuni politici vogliono essere burattini di Putin, allora io non posso ostacolarlo di esserlo, scrive Mosciocola. La decisione della maggioranza del Consiglio Comunale di Verona aggiunge un atto solo provocatorio, lontano dagli interessi dei cittadini veronesi e dai principi europei. Ed ora il dramma di Lori Del Santo raccontato in televisione. Dopo aver perso 27 anni fa il piccolo Conor, ha ricevuto la tragica notizia che una mamma mai vorrebbe sentire. L'altro figlio, Loren, 19 anni, si è tolto la vita. Una vita scandita dal dolore. Prima la perdita del piccolo Conor, 4 anni avuto dal cantante Eric Clapton. Il bimbo è morto dopo essere precipitato da un grattacielo. Poi un'altra notizia, una di quelle che una mamma mai vorrebbe sentire. Il figlio Loren, 19 anni, si è tolto la vita. L'ennesima tragedia che ha fatto piombare Lori Del Santo, originaria del Veronese, nel dolore più assoluto. Ed è proprio durante la trasmissione Verissimo che ha voluto raccontare in televisione tutto il suo dramma. Mio figlio Loren ci ha lasciato, ha detto, si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Parole terribili, colme di un dolore difficile da arginare. Mi sono distrutta la mente in questo periodo, spiega Lori Del Santo, nell'intervista in cui Mediaset ha diffuso un'anticipazione per poter capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho solo un senso di colpa. L'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto ti voglio bene, l'ho baciato e basta, nient'altro. Impossibile anche solo pensare che cosa vuol dire perdere un figlio. Lori Del Santo rivela di aver deciso prima di rinunciare al Grande Fratello VIP dopo la morte del figlio circa un mese fa, poi la volontà invece di partecipare al reality perché spiega potrebbe essere una terapia. L'attrice e showgirl, 59 anni, il suo velo di tristezza negli occhi e quello squarcio nel cuore che nessuno potrà colmare. Continuiamo con la cronaca. Spara dal terrazzino con un grosso fucile soft air, denunciato dai carabinieri un giovane studente padovano. La segnalazione inquietante era arrivata da alcuni residenti dell'Arcella. Domenica, dal terrazzino di un edificio nella zona di Via Selvatico, un uomo aveva sparato in strada imbracciando un grosso fucile. Nessun ferito, ma una grande comprensibile paura. I carabinieri hanno individuato e denunciato per getto pericoloso di cose un 17enne con in casa un piccolo arsenale da soft air composto da 2 fucili, 3 pistole e relativo munizionamento di pallini in plastica. Il giovane studente italiano ha subito ammesso le proprie responsabilità, confessando che all'insaputa dei genitori aveva esploso alcuni colpi sulla pubblica via e nel giardino condominiale. Ed ora invece ci spostiamo a Mel, nel Bellunese, dove sono 90 gli operai licenziati dall'ACC, ora proprietà cinese. Un vero e proprio dramma occupazionale per la zona, con il sindacato che senza mezzi termini attacca lo Stato. È evidente che la politica, il governo devono mettere delle risorse per aiutare. Quell'avvio che abbiamo visto non è riuscito perché c'era un progetto di rilancio che è rimasto sul tavolo e che fa fatica ad essere portato avanti. Quello che invece è certo, appunto, queste perdite di posti di lavoro e con un territorio come Belluno dove abbiamo visto che il settore metalmeccanico non sta sicuramente andando bene. Dall'altro canto difficilmente queste persone che avevano questo tipo di specializzazione si riuscirà a ricollocare, ma questo è un problema che stanno vedendo oggi. In questo momento sono in azienda, in assemblea con i lavoratori e vedremo l'evolversi e le decisioni che verranno prese in questo contesto. Assisteranno anche i molti veneti danneggiati dal crack delle banche. Parte al BOD di Padova il primo corso in Italia per specialisti in psicologia dell'emergenza.
Dall'Università di Padova l'anno prossimo usciranno gli psicologi dell'emergenza, specialisti pronti a ricostruire anche le vite dei molti veneti vittime dei crack bancari. Al Bo è in partenza uno specifico corso di 1 anno per una specializzazione che va oltre la classica figura dello psicologo con studio e lettino. Quando la persona si trova in una condizione biografica rispetto alla storia propria di vita che non vede prospettive, i risparmiatori che lei citava è uno di questi esempi, ma sappiamo che non è necessariamente solo il risparmio, ma anche il lavoro, ma è anche la ricerca della casa, ma è anche l'interruzione di un rapporto sentimentale, ma è anche il non appartenere più a una rete amicale. Trova delle competenze specifiche proprio di continuità biografica, di continuità del mantenimento del flusso narrativo della propria storia e quindi della propria persona. Quando nella storia di una persona qualcosa si interrompe, intervengono gli psicologi dell'emergenza biografica. In alcuni comuni vicentini i correntisti di Banca Popolare erano l'80% della popolazione. Il corso permetterà anche di rinforzare il servizio della Regione Inoltre, nato nel 2012 per assistere gli imprenditori in difficoltà psicologica a causa della crisi e che di recente ha allargato il suo intervento a tutti quei correntisti di tutte le età di Popolare Vicenza e Veneto Banca che si sono trovati in grave difficoltà e che prima di conoscere le varie associazioni di risparmiatori hanno vissuto un grande disagio. Da allora abbiamo avuto un incremento del 50% delle chiamate, perché effettivamente questo tema nuovo, queste nuove povertà che si sono verificate in Veneto hanno avuto bisogno di essere affiancati da persone competenti per vedere poi come sarebbe finita anche questa storia. Una storia che non è ancora finita. Insieme all'emergenza, il numero verde del servizio Inoltre risponde sempre all'800 33 43 43. Ci spostiamo a Vicenza, blitz della polizia in Campo Marzo con elicottero e cani antidroga e i controlli degli agenti sotto lo sguardo di turisti e vicentini. Il blitz della polizia è scattato a metà pomeriggio. Tra lo stupore dei turisti e la curiosità dei vicentini, la polizia locale ha bloccato il traffico lungo Viale Roma e una ventina di uomini della questura sono entrati nei giardini di Campo Marzio facendo scattare i controlli. L'elicottero ha accompagnato dall'alto l'operazione per individuare eventuali movimenti sospetti. I poliziotti hanno impiegato anche i cani antidroga per individuare eventuali quantitativi di stupefacente nascosti negli anfratti o tra le piante del parco. Intanto, in un Viale Roma deserto per effetto del blocco del traffico, è continuato ininterrotto il via vai di cittadini e turisti, tutti a chiedersi cos'era successo di particolare, perché il dispiegamento di forze è stato notevole con il supporto della polizia municipale e così, dopo il presidio fisso dei vigili voluto dal sindaco, che in quest'ultimo mese ha portato al controllo di oltre 200 persone, arriva ora il giro di vite della questura che con questo intervento conferma la volontà di combattere il degrado di questa zona della città, da sempre al centro delle cronache. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Parliamo del tema dei migranti nella Marca, perché continua seppur lentamente a calare il numero di presenze nei centri di accoglienza, al punto che si sta già parlando di chiusure che il prefetto Laganà devono avere però, dice, delle priorità. Centri d'accoglienza nella Marca, per prima va chiusa l'ex caserma Zanusso di Oderzo. L'indicazione è arrivata oggi dal prefetto di Treviso. Il fatto che alla caserma di Oderzo non ci siano le strutture, cioè sia una tensostruttura, indubbiamente comporta che l'accoglienza comunque non è, come dire, ecco, mi sono fatta l'idea che questi ragazzi, per quanto sistemati in maniera dignitosa, certamente sono comunque sotto una tenda, quindi se dovessi fare una priorità, diciamo, di chiusura laddove questa ipotesi dovesse verificare, sicuramente Oderzo presenta qualche criticità in più.
Un'indicazione logisticamente inappellabile che invece sotto il profilo politico non mancherà di suscitare reazioni soprattutto a Treviso, dove già durante la campagna elettorale il neo ministro dell'Interno Salvini aveva promesso tempi brevi sulla chiusura della Serena. 280 immigranti presenti all'interno dell'ex caserma in riva al Monticano, un centinaio in più nella struttura tra Treviso ed Osson, che però rispetto a Oderzo vede letti, sale, refettorio e in genere tutta la struttura su locali in muratura, tra l'altro di relativamente recente ristrutturazione. Situazione quanto mai precaria per l'ex caserma di artiglieria con tendoni per camerate e gli altri servizi. Strutture provvisorie che a distanza di quasi 3 anni da quel 24 dicembre 2015, quando l'allora prefetto Laura Lega mandò questa comunicazione al commissario prefettizio, sono diventate definitive, con la prospettiva che gli inverni diventino 4 per i richiedenti asilo rimasti. È chiaro che un conto è vivere in una struttura in muratura, tra l'altro le nostre vecchie caserme per quanto vecchie erano ben fatte, quindi sicuramente confortevoli, un conto è vivere in una tensostruttura. Dovendo fare una classifica, prima si chiude Oderzo e poi eventualmente la Serena. Allora guardi, poi per quanto riguarda le chiusure subentrano altri elementi, perché ovviamente c'è una distribuzione del territorio, dei profughi, quindi bisogna anche mantenere una, diciamo così, una distribuzione più possibile equa. E poi dipende anche da quelli che saranno i flussi. Io mi auguro insomma che questi flussi rimangano e quindi c'è soltanto o meglio in ingresso non ce ne sono più, sono quelli in uscita, quindi potrebbe anche essere che per una serie di cose si svuoti automaticamente prima una che l'altra. Voglio lanciare un messaggio all'Europa e all'Italia: che si può fare, che non è vero che l'accoglienza non si può fare. Lo ha detto Antonio Silvio Calò, insegnante di storia e filosofia al Liceo Canova di Treviso, che da 3 anni ospita in casa 6 migranti naufragati al largo di Lampedusa nel 2015 e che oggi ha ricevuto a Firenze, a Villa Salviati, sede degli archivi storici dell'Unione Europea, il premio Cittadino Europeo 2018 promosso dal Parlamento Europeo. Per fare accoglienza, secondo Calò, bisogna avere un coraggio politico e una visione. Questo coraggio e questa visione io non li ho ancora visti, però io sono qua a proporre qualcosa di concreto, perché nessuno mi può dire che non si possa realizzare in quanto l'ho realizzato io. I 6 migranti, ha spiegato il professore, si sono inseriti nella comunità e nel mondo del lavoro, adesso tutti e 6 lavorano, ha detto, e la settimana scorsa uno di loro ha avuto un contratto a tempo indeterminato. È una cosa straordinaria che ci fa capire che se noi accompagniamo queste persone in un inserimento graduale possono cambiare completamente la prospettiva. Ed è terminata ieri una seconda decade di settembre molto calda, con medie delle temperature massime circa 5 gradi sopra la norma. Ieri sono stati raggiunti 31,8 a Feltre, ma negli ultimi 10 giorni erano già stati raggiunti più volte valori termici tipicamente estivi, come i 29,7 di Santa Giustina, i 28,7 a Belluno, i 28,8 a Santo Stefano. Per ritrovare temperature così alte nella seconda decade di questo mese bisogna risalire al 1987, ma il caldo è destinato a lasciarci a breve. Dalla prossima settimana arriva il grande freddo. Sentiamo l'esperto. I segnali dell'autunno avverranno proprio nel corso del weekend. Infatti, sabato un primo afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali entrerà sotto forma di bora e porterà qualche precipitazione nel corso della giornata sulla nostra regione. Dalle montagne scenderanno dei temporali che potranno raggiungere anche la pianura fino al Padovano Rodigino. Mentre domenica l'aria fredda avrà fatto calare le temperature di 5-6 gradi, infatti nonostante ci sia il bel tempo, salvo qualche temporanea copertura, i valori massimi non saliranno oltre i 24-25 gradi, ma il grosso del cambiamento avverrà dalla prossima settimana. Infatti nel corso di lunedì un'imponente irruzione di aria fredda di origine polare raggiungerà la nostra regione ancora sotto forma di bora via via più forte, che soffierà nel corso della settimana addirittura fino a 70-80 km/h. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate con cielo terso e sereno, ma attenzione, le temperature subiranno un crollo repentino di 10-15 gradi e i valori massimi a partire da martedì e mercoledì a stento saliranno sopra i 20 gradi. Soprattutto da martedì il maglione, la sciarpa e la giacca a vento saranno d'obbligo.
Primo colpo di ruspa a Selvazzano per la futura piscina comunale che sarà pronta tra circa 2 anni, con una particolarità: sarà intitolata a Bud Spencer, che prima di essere attore fu campione di nuoto e di pallanuoto. Di certo Carlo Pedersoli, il non dimenticato Bud Spencer del nostro cinema, avrà apprezzato, oltre alla intitolazione, anche l'impegno di comune e progettisti nel ricavare a Tencarola di Selvazzano qualcosa di più di una piscina comunale. In Viale della Repubblica sorgerà un impianto sportivo omologato CONI per tutte le specialità sportive in acqua, con 4 vasche interne e 4 esterne e una grande area wellness, collocato proprio a metà strada tra le piscine di Padova e quelle pressoché tutte termali di Abano. Carlo Pedersoli nella sua intitolazione ha il secondo significato, che è quello di sì essere un campione nel panorama italiano del nuoto, ma con sé porta anche un messaggio di essere un personaggio che è sempre stato pronto con la sua forza a lottare e soprattutto anche difendere i più deboli e i più piccoli. I lavori dureranno circa 2 anni e sono già iniziati con la bonifica dei terreni e la creazione dei parcheggi, un'opera pubblica del valore di oltre 15 milioni. Con la forma di finanziamento che abbiamo trovato non dovrebbe costare alla cittadinanza, se no al massimo la metà dell'importo complessivo, e essere autoremunerarsi il capitale. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà del delitto di Isabella Noventa, ospite in studio Pietro Gasparini, l'ex marito di Isabella Noventa. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Irrompono venti di bora sui settori orientali delle nostre regioni con conseguente maltempo e calo termico. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà piuttosto instabile, specie nel corso delle ore pomeridiane, con rovesci e temporali salvo sulle aree occidentali e meridionali della regione. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 18 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 23 e 29 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con temporali piuttosto frequenti, specie nel pomeriggio, anche con rischio di locali nubifragi. Andiamo a vedere anche le temperature che sono previste in calo. Le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra i 21 e i 24 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà più asciutto, ma sempre in un contesto di instabilità con molte nubi e con frequenti addensamenti nel corso della giornata. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno intorno ai 17 gradi. Le massime saranno invece oscillanti tra i 28 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.